Non è sicuramente il taglio indiscriminato degli alberi che si attendeva il quartiere di Fontanelle, ma ben altro per rendere vivibile una frazione di circa 10.000 abitanti. Quello che è stato evidenziato riguardo la piazza Magione a nord di Fontanelle è comunque un esempio di come si procede con il verde pubblico, quantomeno si dovrebbero avvisare i cittadini dei lavori. E come giustamente ha fatto notare Salvatore Ciulla del comitato Fontanelle Insieme, una cosa che va attenzionata è anche la presenza di antenne 5G, che richiede un'attenzione particolare, e non soltanto a Fontanelle. La verità, secondo molti, è che si dovrebbe evitare di offrire l'occasione per altre polemiche che non servono ad Agrigento. L'augurio è di non scomodare ancora una volta la stampa nazionale. Basta e avanza quello che ci è stato già riservato. Anche se nel nostro caso non si può davvero tollerare la distruzione del poco verde esistente a Fontanelle come nel resto della città.